Mamma mia. Mamma mia, che paura. Cominciamo. What the fuck? Partire nessuno. Sicuro? Sono sicuro. Il discorso dei cambi. Non hai torto, Biagio. Allora, sicuramente dobbiamo parlarne. Partirei, vedrete, più tardi. Gli abbonati la vedono stanotte perché non dormono. Io torno da suonare, io devo andare a suonare. Ecco perché la live è lampo e vi chiedo scusa. Pubblicherò la reaction subito, poi per tutti arriva domani. Però un primo tempo tra i migliori del Napoli, proprio convinti, belli, tranquilli, spreconi, il famoso Napoli sprecone, il De C'è Gea della live in questo supporto. migliore in campo. La caccia al piccione, il tiro al piccione. Vabbè, Nicola, non hai alcun torto perché tra le varie cose tu non può essere che Gudmundsson finisce la partita. Non può proprio essere. Vedi, i ringraziamenti. Non può essere che Gudmundsson finisce la partita. Non c'è alcun. Addirittura il piccione è andato ad aggredire Di Lorenzo mentre con Keane sorrideva. Tutto così. Vabbè. Togliendo un attimo da mezzo, lo mettiamo da parte. Non è che lo togliamo, lo mettiamo da parte il piccione. Trucucu. Signori, che cosa succede nel secondo tempo? Perché un po' io lo accetto che la Fiorentina prende un po' di più il pallone, magari tu vuoi difenderlo il risultato, poi riesci a fare anche il gol del 2, ma i cambi poi finali ti mettono quella tensione addosso, ci abbassiamo sempre di più, continuiamo a mettere difensori. Non lo so che tipo di comunicazione è nei confronti della squadra. Poi è chiaro che segna Simeone là e cambiamo completamente la cosa, siamo tutti in brodo di giuggiole, ma finiamo con un patè d'animo pazzesco. È incredibile e questo ci conforta nel non essere risultatristi. Cioè, noi il pareggio, chiudere col pareggio con l'Inter, nonostante non porti a casa 3 punti, ti fa stare un po' più tranquillo rispetto a chiudere con una vittoria contro la Fiorentina, ma mi sento con quella cosa dire mamma mia, qua ci può far gol chiunque da qualsiasi momento, non reggiamo e il fatto di non reggere due tempi continua a essere un tema e sicuramente ne dobbiamo parlare. Quindi io vi abbraccio e vi bacio prima di tutto, vi chiedo di lasciare i like, una vittoria di anima e core, iscrivetevi al canale di Polli perché è importante, mi fa piacere. Non ha usato 4 slot, no, li ha usati, cioè praticamente sono entrati, è successo un macello perché doveva entrare, all'inizio era stato chiamato il cambio Olivera per Politano e ci siamo perché si sposta poi Spinazzola dall'altra parte. E poi doveva entrare Billing al posto di Raspa inizialmente, a quanto ho capito, a quanto ci ha detto Paramount Plus. Dopodiché McTominay ha un problema e ne dobbiamo parlare perché si sapeva che McTominay doveva essere gestito e quindi subito dopo fermano il cambio e fanno entrare Billing al posto di McTominay. Dopodiché entra Simeone per Raspa e alla fine entra Juan Jesus per Spinazzola. Ecco i famosi cambi che poi diciamo, i cambi conservativi che comunicano la paura e prendi il gol. Spesso è capitato, questa volta non è capitato, però la sensazione di avere la partita che ti sta sfuggendo di mano io l'ho avuta e non lo so, è una questione che non si può reggere, credo che sia questa, non si può reggere il ritmo che abbiamo tenuto nel primo tempo per 2 tempi e io vi dirò... può essere una cosa, fortunatamente non sono io, ma è Conte che deve fare i cambi.
Io su 2-0 subito mi sono detto fai entrare Billing al posto di McTominay prima del risentimento e falli ricambiare, falli riposare, perché in questo momento dobbiamo gestire con persone più fresche, che non sono giocatori che ti fanno perdere automaticamente la partita, e puoi continuare un pressing alto che stavi facendo. È venuto un pochino il braccino. Bene, con i 3 punti, benissimo, non bene, benissimo, perché poi le problematiche le stanno dimostrando anche le altre, avete visto il Milan, avete visto l'Inter, va benissimo, però che paura, e leggiamo le vostre considerazioni al riguardo. Gianca, il Napoli ha dominato, punto e basta. Troppo sprecone in attacco, vero? Quindi un po' di convinzione in più, mi aspettavo Cafor ma più 3. Pure io me l'aspettavo Cafor, l'avevo fatto segnare in rovesciato, ma evidentemente non era la partita per lui, nel senso che si doveva battagliare alla fine. Sulla questione cambi, Conte se ne parlerà tanto. Conte non ha, a differenza di Spalletti, la gioia di fare i cambi. La gioia. Sì, quella famosa storia di Spalletti che dici titolari dei primi 60, primi 70, poi gli altri titolari. E il primo cambio arriva all'81esimo. Non ha una fiducia totale in quelli che stanno in panchina, secondo me. Antonio, vittoria meritata, potevamo segnare di più e avere meno ansia. Creato tanto, dobbiamo essere più cattivi. Giustissimo e verissimo. Noi ci siamo. Conte a un certo punto non ci ha capito molto. McTominay stava passeggiando. Allora, ricordiamo la questione McTominay, che ci hanno fatto sapere che le ultimi 2 allenamenti non li ha fatti benissimo, che sta un po' in sovraccarico muscolare, e speriamo di non essercelo giocato, perché non c'è un cambio. In questo momento noi stiamo adattando Billing, una volta lo metti là, una volta lo metti qua, perché quello è l'unico cambio che hai. Speriamo di non aver esagerato, anche perché nel secondo tempo sì, un po' McTominay anche si era abbassato, però uno che era sparito completamente era Spinazzola nel secondo tempo, quindi già il cambio Spinazzola-Olivera per me era automatico nel secondo tempo, invece poi Spina la fa quasi tutta, al 90esimo entra Juan Jesus. 10 finali, e lo sapevo, 10 finali, perché giustamente ogni finale è una finale, ma non è così, perché anche questa partita qua, se fosse stata una finale, non avevamo la paura di un pareggio, si sarebbe arrivato col pareggio. Nella finale, quando fai un pareggio, poi vai ai supplementari, ti butti fino alla fine, oltre l'ostacolo, e non hai paura di cartellini che ti possono squalificare la prossima finale, e quindi le finali, ovviamente così. Allora, che stava male fisicamente, sì, no, è chiaro che non ce la fa più. Gridare a Gilmour con i crampi. Alzati, non ho cambi, non è quello il problema, non ha giocatori, ma male deve fare i cambi prima e tutti e 5. Questo è un discorso che sicuramente sarà forse il tema principale. Gilmour con i crampi, perché ha dato tutto. Comunque Gilmour, buona partita. Sono 2 partite, vanno valutate, dovremo valutare 2 partite distinte e separate, perché il primo tempo è una cosa, grande soddisfazione, il gol di Raspadori mangiato, onestamente là è più un gol mangiato che una parata di De Gea, ma molte altre parate De Gea le ha fatte, e quindi così il tema Lukaku finalmente di nuovo è ritornato al gol e all'assist, poi Raspadori il secondo gol lo fa, e quindi si doveva parlare di tutta un'altra roba, e invece avremo di cui discutere assolutamente. Che si apra la stagione della caccia e sparino al piccione, mamma mia, è una cosa incredibile, un arbitro veramente pazzesco. Ogni volta, capito, ne ascoltiamo, ne vediamo un altro e diciamo forse è quello il peggiore, ma Colombo riesce a sorprendermi ogni volta. Sul 2-0 potevi cambiare tranquillamente mettendo gente che ha voglia di tenere palla alta. Oltre alla voglia, la capacità e la freschezza di continuare ad aggredirli alti come stavi facendo. Osach, Slam, purtroppo su moltissime cose siamo allineati con Conte, dice le cose così. Su questa qua non mi avrete mai, la frase fatta delle finali. Continuiamo, perché la prima finale abbiamo messo un trofeo in bacheca, non credo proprio, quindi questa storia delle finali
aggiunge una pressione inutile probabilmente a una squadra che non è abituata a fare finali, una continuazione, abituati ai trofei, le finali si fanno in campo neutro, ma sono troppe le cose che non ti fanno parlare di una finale, ma questo è il racconto del calcio e non ci possiamo fare niente. Sono io contro il resto del mondo. E su Elastici c'è della ci live fu in una questo cosa. supporto. Quando Neres torna, vedi il Napoli col 3-5-2 o il 4-3-3? Rivedo assolutamente il 4-3-3, caro Vito, e ti ringrazio. Bravo, 10 battaglie suona meglio. Sì, 10 battaglie suona meglio. Allora, rivedo il 4-3 sicuramente. È importante però ricordare che al di là di come la vuoi scrivere, la formazione, il modulo, il Napoli in fase di possesso non è 3-5-2 assolutamente, perché si vede chiara la linea a 4 con Di Lorenzo che fa il solito lavoro del terzino, che si spinge avanti, con Spinazzola che deve fare un po' tutta la fascia, dove però è McTominay che diventa esterno sinistro quando Raspadori, perché Raspadori non fa l'esterno, Conte l'ha detto tranquillamente che lo mette in difficoltà, quindi Raspadori resta vicino Lukaku e quella zona lì, se non arriva Spinazzola, se la va a prendere McTominay. Il gol di Lukaku nasce proprio da lì, con McTominay in zona Neres, in zona esterno sinistro, che tira e Lukaku segna sulla respinta. Quindi ne parlavamo anche nel gruppo Telegram, somiglia più a un 4-4-2, un 4-3-3 con McTominay che poi tu sviluppi in un certo modo, però il 4-3 si allontana quando restano le due punte vicine, e quindi perché poi c'è Politano dall'altra parte, quindi è più un 4-4-2, 4-2-4 se vogliamo, ma Conte ci tiene moltissimo e io sono d'accordo con lui che ci sono due fasi e quindi poi la fase di non possesso la sviluppo in maniera diversa. Quando torna Neres io penso di rivedere il 4-3 con Neres isolato. Lukaku oggi al limite della perfezione, 8-9, creo 8-9 come voto. Raspadori deve avere ancora più fiducia, ma grande partita, sul rigore per me c'era. Oggi il minuto di recupero in più l'hanno dato, non come il vabbè, figuriamoci, il minuto di recupero sarà sfizioso parlare di tutti gli episodi perché stiamo coi 3 punti in tasca, altrimenti ci sarebbe da impazzire completamente, e se poi fai il paragone con gli altri campi non ne esci più. Spadori deve avere più fiducia, sì, alla fine si è dannato, ci ha provato, quello che si mangia è un gol che si mangia, però il resto della partita, nella scatola della partita ce l'ha messo. Più 10 sul quinto posto, pensiamo alla Champions, certo che pensiamo alla Champions, però io ricordo sempre un assunto che può essere vero o no, ma che spesso è stato così. Il Napoli quando lotta per lo scudetto in Champions ci va. Se il Napoli deve lottare per la Champions, quindi trovarsi invischiato tra il quarto, il quinto, il terzo posto, troppe squadre così, rischia qualcosina. Quindi benissimo stare là davanti in modo tale che così, lottando per le prime posizioni, sdoganate anche da Conte, in Champions ci arrivi. E questa vittoria è importante perché non vincevamo da troppo tempo. Quindi molto molto bene a livello di risultato e di classifica. Allora, ora come ora è stato importante ritrovare i 3 punti, esatto, dobbiamo metterci in testa che ogni partita sarà una sofferenza fino alla fine, l'importante è non lasciare punti per strada. Esattamente, sarebbe meglio la sofferenza, la partita, la battaglia, la finale, tu come la volete chiamare voi, ci sarà e non c'è dubbio, contro qualsiasi squadra e non c'è dubbio. La Fiorentina vista nel primo tempo mi sembrava un ostacolo non insormontabile, anche per merito nostro che l'avevamo messa sotto, e non ci beccavano. Poi anche le contrapposizioni fatte bene, studiate bene, Gilmour più avanti all'Anghissà che va a prendere Ranieri, quindi il tutta fascia di Politano su Parisi. Fermi tutti, c'è follia. Lo so, mamma mia, c'è follia veramente, sei pazzo, sei pazzo come al solito, grande Maurizio. Eccolo qua, generosissimo. Sì, Conte purtroppo. Oh, non si può essere d'accordo su tutto,
E non è che adesso io parlo dei cambi perché non sono d'accordo che Conte ha parlato delle finali. Purtroppo è un modo di raccontare il calcio, è un modo di esaltare i tifosi, anche di esaltare la squadra, evidentemente, che è caro a molti addetti ai lavori, giornalisti e tifosi, e quindi accettiamo la loro definizione di 10 finali, quando trofei a casa non ne porti, quando ci sono giocatori diffidati che poi saltano la finale successiva dopo aver fatto la finale, insomma, vabbè. Che vi posso dire? Non lo posso, sono troppo piccolino per combattere questa cosa. Quale minuto è assurdo aspettare? Non ho capito. Non hai capito, Buono, puoi ripetere. Quale minuto è assurdo aspettare? Spiegami tu, Mario, perché non ho capito che intendi. Ah, il minuto di recupero. Spiegami bene, se ribecco un altro messaggio poi ti rispondo. Oriari rimane sempre bellissimo, più che bello, di un fascino senza alcun dubbio. Allora, volevo sottolineare che questa stagione Lukaku non ha fatto tutta la preparazione, è comunque decisivo, il prossimo lo sarà ancora di più. Ubik, il prossimo tiene un anno in più Lukaku, è una batteria che è ancora di più usurata, quindi calma, l'anno prossimo sarà ancora di più, non lo so, perché sì, si fa la preparazione con noi, Lukaku sapeva di venire a Napoli, fare la preparazione da solo è chiaro che è un altro paio di maniche, però non mi sento di dire l'anno prossimo abbiamo il miglior Lukaku, così è un anno in più sulle spalle. Io penso che se ci continua a far vedere almeno fino alla fine questo Lukaku di oggi, anche Lukaku che ha fatto una partita molto seria contro C'è l'Inter, della live in questo molto supporto. bene, più di così non credo che ci possa garantire anche l'anno prossimo. I am the doorway, forza Napoli, grazie amico mio. Grazie amico mio, sempre Forza Napoli, virgola, sempre, perché è così. Arriviamo a 300 like, ragazzi, vi ripeto, questa live è volante, quindi tutte le cose le dovete fare nel breve tempo, arrivare ai 1000 like di base su questa live. Io adesso lo so che è presto per voi, perché molti poi si guardano le altre partite, si collegano in serale, invece causa lavoro avrete modo di vedere altre trasmissioni, quindi dovete concentrarvi su questa live breve adesso, poi dopo recuperiamo tutti i contenuti. Allora, questo Gilmour è incredibile, grazie a grande interdizione e bel piedino per servire i compagni. Sì, mi sta convincendo, ed è bello che sta convincendo anche in un ruolo che non è per forza il play che sta al centro di un 4-3-3, ma sta facendo a tutti gli effetti la mezzala. Poi dà una mano con Lobotka, si scambiano, ecco che Lobotka non è per forza l'unico che può impostare l'azione dal basso, c'è anche lui, gioca a testa alta, ha personalità, piace molto, è un bel acquisto del Napoli che, vedi, non è per forza quello che poi dovrà sostituire Lobotka se Lobotka viene poi venduto a un certo punto, perché può essere, ma è uno che può giocare anche insieme e non perdi la qualità di entrambi. Se avesse anche un po' più di fisicità sarebbe il non plus ultra. Buonasera a tutti, è un peccato soffrire così, ottimo Gilmour, bene in tanti, ma sempre troppo errori sotto porta. Vi aggiungo anche un'altra cosa, il primo tempo mi sono piaciuti tutti, tranne l'unico che mi sento di dire, Rachmani, mi sembrava un po' fuori fase, ancora secondo me è come soffrisse quell'autogol che ha fatto, perché un paio di volte invece di darla dietro a Meret l'ha lasciata lì, il pallone, l'ha messa in fallo laterale, non precisissimo in alcune entrate, a volte doveva uscire molto fuori seguendo Gudmundsson che veniva dentro, quindi quello che mi è piaciuto di meno nel primo tempo, di un primo tempo che mi è piaciuto tantissimo, è stato Rachmani. Poi dopo, il secondo tempo è tutta un'altra partita. Un abbraccio al Tore Falang. Angelo, è assurdo che bisogna aspettare il minuto 82 per fare il primo cambio, e questa cosa la contesto apertamente al mister. Non capisco perché, visto che i cambi si sono dimostrati validi. Sono con te, specialmente in questa partita. Io capisco alcune partite
dove tu stai tenendo il controllo e dici io li vedo che reggono, stanno reggendo, in un secondo tempo dove si vede che ci stiamo abbassando sempre di più e abbiamo lasciato il pallino alla Fiorentina, che se l'è preso, che è normale quando sono poi in svantaggio, si possono prendere anche dei rischi perché non c'è più niente da perdere, quindi lo sviluppo della partita ci sta. Però se vedi i giocatori che stanno in difficoltà, per me ti puoi girare. Lo so che dalla panchina non entrano Kroos, Modric, non entrano giocatori di quel tipo là. Però rispetto a dei giocatori che stanno overperformando, overgiocando, stanno andando oltre, rischi gli infortuni, secondo me è il caso, ed è una cosa che abbiamo detto a Conte. Dice adesso falli girare un po', falli ruotare un po' di più, falli sentire tutti parte di questo finale di stagione, così tutti sono sul pezzo e quando ti capita l'imprevisto ce li hai pronti e sono anche abituati ai vari sistemi di gioco, i compagni si abituano ad avere diversi compagni accanto, quindi sì, così. C'è Ciao, della live Nil. in questo supporto. Allora, adesso recupero anche il Tore sempre presente. Abbiamo 10 partite da fare, di cui più importanti Milan-Bologna. Io ci metto il Torino. Avanti ragazzi, sono ottimista come all'inizio. L'Inter calerà. Classifica Grito +0. Esatto, +0 perché avevamo vinto. C'è della live in questo supporto. Con la Fiorentina, sì. L'unica cosa che ti dico, caro Nil, è che Milan-Bologna, sì, ci metti il Torino, sì. Però l'abbiamo vista ieri, il Monza ha fatto 2 gol all'Inter, quindi io non ce la faccio purtroppo a fare lo schemetto dove dico qua è facile, qua la partita contro la piccola è facile. Io ho visto un Lecce che è una squadra molto scarsa, che ha molte difficoltà e intanto ti fa 2 gol, il Milan forse non fa testo. Però il Monza che fa 2 gol all'Inter è una notizia che ci deve tenere le antenne drizzatissime. Cioè capita, può capitare, squadre oramai, ci sono le squadre oramai disperate che tutto per tutto tanto non hanno niente da perdere, squadre che stanno lottando punto a punto. Il Milan ad oggi, io ti direi, affronta il Milan che è una squadra sconclusionata, che ha i colpi per segnare perché ce li ha, ti entra Leao fresco, Pulisic segna e ci siamo, però è una squadra molto vulnerabile rispetto ad altre squadre che invece sono più quadrate, quindi non ce la faccio a dire questo è difficile, questo è facile. Saranno tutte difficili e poi sta al Napoli farle diventare facili, come hai fatto diventare facile il primo tempo di oggi e come non era facile, ma hai fatto diventare interessante il secondo tempo con l'Inter. Quindi vai così e andiamo a recuperare il Tore. Buon Napoli, ma tanti sprechi davanti alla porta. È proprio il Napoli che noi conosciamo, no? Lo sprecone, troppi tiri senza segnando poco. Gilmour ottimo, con Buongiorno io vedo una spinta migliore e maggiore. Meret incolpevolette? Allora, io non lo so, la palla di Gudmundsson si allarga e rientra sul palo. Quello che è un dato che anche Guido ci ha fatto notare e lo sposo appieno è che in qualche modo le squadre contro C'è di noi della da live in fuori questo supporto. ci provano spesso perché evidentemente queste cose si studiano e avranno valutato che Meret non spinge sempre tantissimo sulle gambe e quindi se tu indovini il tiro della domenica, perché deve essere comunque un tiro forte e preciso, puoi metterlo in difficoltà. Non lo so quanto sia colpevole o incolpevole sul gol perché me lo devo rivedere bene, però il fatto che ci provino è un dato innegabile. Prendiamo molti gol da fuori, un po' anche perché quando ti chiudi e diventi blocco basso lasci solo quella soluzione alle squadre avversarie, perché segnare da dentro con Buongiorno, Rachmani, tutti che si chiudono e bloccano è più difficile, è un po' perché qualche gol l'abbiamo preso. Senza dubbio. Ringrazio anche Valentino. Stadio da 10 oggi, ritmo incitamento. Sì, lo sentirai domani che mi è piaciuto il ritorno di alcuni cori anche della vecchia guardia, della vecchia storia. Sì, poi non ho visto, ci dovevano essere delle coreografie fatte tra curva A e curva B, rivedrò tutto ovviamente e nell'analisi tattica, lo sapete, ci mettiamo anche tutto questo. Era un pubblico anche molto vario, ho visto dalle inquadrature molte ragazze, abbiamo fatto ieri gli auguri alle donne, molte ragazze, molte famiglie, abbiamo visto molti anche giovani,
il pubblico non quello là arraggiato, anche un pubblico, mentre io stavo malissimo nel finale di partita, un pubblico tutto contento, stava vincendo, un po' anche inconsapevole, quasi un pubblico da nazionale. E io lo sapete cosa ne penso del pubblico della nazionale. Però bene, perché alla fine è bello che si inciti. Vittoria per mantenere la tradizione del cortomusismo alle 15. Per me nella classifica Guido si deve finire almeno con il +0, così si fa 88 ed è ottimo. Magari sì, magari sì. Adesso non hai più modo, cioè le devi vincere tutte quelle che hai. Per mantenere il +0 devi vincerle praticamente tutte, perché tutte quelle che stai affrontando adesso li hai battute nel girone d'andata e quindi magari, magari. Il tenente Piccione, il tenente Colombo doveva arrestare Gudmundsson. Inspiegabile quella roba là, veramente inspiegabile, perché oltretutto il fallo che in diretta non l'ho visto perché stavano inquadrando altre robe, ma insomma il Napoli va a battere e quando batte scappa il pallone, non si capiscono Lukaku e Raspadori, però Raspadori anticipa Gudmundsson entra con la gamba tesa direttamente sul piede. Cioè, questo è il fallo imprudente, che se non vuoi tirare il rosso direttamente perché magari non l'ha preso bello forte, ma basta l'intenzione del fallo, ricordiamocelo. Ma il giallo è automatico. È automatico quel giallo lì. Ed era già stato ammonito e quindi il Piccione. Crututù, trucututù. Veramente insopportabile. C'era Ale davanti a lui, quindi non ha visto la palla partire, a mio giudizio, poi non so tu cosa ne pensi. Già stai parlando ancora del gol di Gudmundsson per Meret? Sì, lo voglio rivedere sicuramente, perché poi nella selva di gambe, voglio capire anche come arriva quel pallone, se c'è qualcosa che si poteva fare meglio prima. Allora, l'anno prossimo ci si prepara per il 3-5-2 così per dare spazio a Raspadori? Non te lo so dire, non te lo so dire proprio. Penso che ormai per questa stagione non ci sono stati colpi per fare un modulo, ma molte pezze. Sicuramente le pezze, perché Conte inizia con un'idea che è il 3-4-2-1, poi la sviluppa diversamente perché arriva McTominay e si passa al 4-3 che lui stesso aveva detto non è il modulo che ti risolve tutti i problemi. Ma il Napoli sviluppa meglio perché le caratteristiche dei calciatori adesso per necessità e non per voglia di passare al 3-5-2 si sta sviluppando questo, molto ce lo dirà il mercato e si spera questa volta di avere i fondi per non aspettare l'inizio del campionato per chiudere il mercato, ma fare il mercato a tempo debito in modo tale che si parte con un'idea e si può sviluppare per partire con un vantaggio migliore, per avere più conoscenza. Ecco, già il fatto di aver provato tutte queste cose nella necessità ti fa avere delle conoscenze. Vediamo il mercato cosa ci propone, cosa Conte chiederà e cosa Manna riuscirà, perché poi c'è questa differenza. E da lì si vedrà. Il signor Marelli ha detto che Gudmundsson l'ha toccato con il tacco, quindi non è giallo. Da oggi il tacco è safe per gli interventi. Non lo so, ogni tanto una parte del corpo è ok, ogni tanto no. No comment, non ce l'ho il no comment, c'ho il non credo. E ripeto, ne approfitto perché ripeto, l'arbitro che fa cose discutibili nel momento, nella concitazione del momento, lo stadio addosso, 11 che ti aggrediscono, il VAR nelle orecchie, si può sbagliare, si può vedere una cosa per un'altra, oppure vedi quella cosa ma ne chiami un'altra e oramai è fatta. Fermi tutti. Perché non tornano sulle sue decisioni, sulle loro decisioni. Ma il racconto è un'altra cosa. Su DAZN dicono che su Lukaku era rigore, ma guarda un po'. Perché poi parliamo di arbitri e ci risponde Alberto, che ringrazio. E rivedremo tutto, amici miei. Rivedremo tutto e quello è... Ho capito di cosa state parlando. Quell'intreccio, quell'abbraccio, e poi mi pare che la palla sbatte proprio sulla mano di Lukaku alla fine. Non mi ricordo se fosse Comuzzo lì. Ma comunque sì, si interlacciano un pochino e lo ostacola. Però io ne ho visti di più gravi,
per quanto riguarda i rigori ne ho visti di più gravi non chiamati, quindi quello là non mi fa gridare allo scandalo. Quello di Goodson mi fa gridare allo scandalo perché non è possibile. E ripeto, il racconto dallo studio con tutte le immagini a freddo dove tu puoi dire le cose così è molto più grave degli arbitri stessi e del VAR stesso, perché vuol dire proprio che non ce lo volete raccontare il calcio in maniera oggettiva. Ogni volta cercate di difendervi tra di voi, e qua credo che abbia fatto così perché ogni tanto la dinamica non può essere calcolata, l'intensità il VAR non può calcolarla e a volte la calcola e lo dicono proprio. Di conseguenza non ne usciamo. Il calcio ce lo teniamo così con tutte le polemiche, perché non ne usciremo mai. Grande partita, il vero limite di questo Napoli è la fase realizzativa. Oggi avremmo dovuto vincere 4-1 e stare tranquilli. Tiro, primo tempo di Raspadori e secondo tempo di Simeone. Sì, questi sono quelli là più... Alessandro, sono quelli più clamorosi, perché quello di Raspadori è il classico tiro che a botta sicura devi angolarlo un pochino. Alle volte va pure sotto le gambe del portiere, De che è stato bravo, però devi alzarla un po' forse, incrociare la alzi, però sulla PlayStation è più facile. Quello di Simeone è un po' più grave, perché si fa tutto il campo, non ha nessuno davanti, hai tutto il tempo, si guarda intorno per capire se aveva una soluzione per scaricare, nessuno l'ha seguito, Lukaku era stanchissimo, e lì però io ricordo Simeone capace di fare gol anche dalla distanza che finiscono alti nel set. Oggi no, gliel'ha tirata proprio in bocca, purtroppo. Simeone clamoroso. Allora ragazzi, non mi voglio perdere anche i vocali. March 9, siamo a March 9, quindi se io mi sposto ci dovrebbe essere. Ciao a tutti amici bellini, buon pomeriggio a tutti, ciao Valerio, buongiorno a te. E io ovviamente non mi addentro sulle tematiche tecniche e tattiche perché questo li lascio a te, a chi è più bravo di me e soprattutto attento di me. Però voglio fare una lista di miei migliori giocatori della partita per quanto riguarda oggi, in ordine di impatto sul risultato. Io credo che oggi Lukaku sia il migliore in campo, a seguire Politano e poi Di Lorenzo, il capitano. Poi, giusto per chiudere, per questo mio intervento molto rapido, un commento sul piccione. Non ha inciso chiaramente sul risultato, però è l'atteggiamento che è veramente insopportabile. Io non ho se fossi in campo sicuramente sarei ammonito. Ad ogni modo, buona giornata a te caro Valerio, un abbraccio a tutti. Sono d'accordo, e proprio ritornando al discorso di Goodson, io vedo Di Lorenzo che gli chiede, Di Lorenzo è capitano, gli può chiedere conto di una decisione, lo aggredisce, va a muso duro contro Di Lorenzo, è veramente, veramente incredibile. Qualcuno parlava degli XG, vediamo, SofaScore porta molto di più di 1,43, ricordiamo che ogni data analyst poi calcola in maniera diversa. Su SofaScore il Napoli lo porta a 2,88 con 1,14 per la Fiorentina, secondo me perché era molto alto l'XG di Keane nel primo tempo quando anticipa Meret di testa. Però il Napoli ha 2,88, insomma c'è una differenza di quasi un gol e mezzo tra quello che crea il Napoli e quello che crea la Fiorentina. Esatto. E su SofaScore e su altre poi piattaforme lo porta a 2. Mi piace assai. Cosa ne pensi di Gilmour Mezzala? Mi sta piacendo molto, non poco, caro Giuseppe. Signore e signori, benvenuti nello spettacolo del Napoli che torna a vincere. Buongiorno a tutti, un saluto da Torino come al solito. Mamma mia, che sofferenza. Che sofferenza. I tifosi del Napoli vivono 20 anni in meno. Bella partita, dai, bella partita. Sono contento che si torna a vincere finalmente dopo una mesata brutta. I ragazzi ci sono stati e la cosa che mi è piaciuta di più, caro Valerio, te lo dico chiaramente, è vedere al 95esimo Lukaku che va ad aggredire il portatore di palla. Sì. Grande cosa. Abbiamo recuperato all'80% di batteria il signor Lukaku. Un saluto a tutti e forza Napoli. Bello che riportate questa metafora della batteria, che è stata felice, una metafora felice. Sì, guarda caso, parliamo del Lukaku, che poi quel video se lo sono visti in pochi, giustamente non c'era niente di cui parlare, però Lukaku nell'intervista dice io sto un po' più in forma, anche a livello di chili, rispetto
a quanto pesassi nell'anno dell'Inter famoso, dove tutti dicevano che era ingiocabile, non dice così, ma lo dico io, che il Lukaku dell'Inter era ingiocabile proprio, che era velocissimo, non lo spostavi mai, segnava anche da fuori aria, era una roba incredibile. Però sì, lo vedo abbastanza lean, lo vedo sul pezzo e lo vedo che sta vincendo più duelli, riesce a mantenere alle sue spalle più difensori che non lo riescono ad anticipare e quindi riesce a smistare meglio. Il gol arriva, un gol da punta, da rapace, senza fare la battuta di cronache di spogliatoio, Steve pure Signan, così. Però sì, è bene che stia sul pezzo. Vedi, in questo caso non entra Simeone al posto di Lukaku, perché evidentemente Conte sa che Lukaku regge ancora tutta la partita. Sono gli altri che non stavano reggendo. Buongiorno ragazzi. Ah, Vincenzone stava allo stadio. Quando stava tirando quella punizione Billing ho detto se segna vado di matto. Meno male che non l'ha segnato. No, meno male. Potevi Vabbè, andare di matto. Sto uscendo dallo stadio e sempre ma perché noi del Napoli dobbiamo soffrire? È così. Perché? È così, Vincenzone, non siamo una squadra che va in cavalleria. Lo ha detto anche Conte quest'anno, anche tutte le vittorie che abbiamo fatto, non è che abbiamo dilagato. Ogni vittoria è stata comunque presa all'ao, presa per i capelli o comunque di piccolo, con piccole differenze di un gol in più, 2 gol in più al massimo. E quindi sono contento che ti sia andato a vedere una vittoria. E su quel calcio di punizione di Billing, interessante che il ragazzo abbia anche la personalità. Non credo ce ne fossero molti altri di tiratori proprio specializzati in quel momento, però mi è sembrato come tecnica di volerla tirare un po' alla maledetta. No, lo sapete, la maledetta di Pirlo, eccetera, eccetera. Cioè un tiro che tu fai con il piatto, ma forte, e con i nuovi palloni, questi palloni che insomma si alzano e si abbassano improvvisamente. Poi è andato a sbattere sulla barriera, va bene, però è bene sapere che può avere anche questo fondamentale, che è uno che è entrato da poco nelle rotazioni e che ha la personalità di tiro io e nessuno gli dice niente. Non è male aggiungere questo al repertorio, perché sappiamo che i calci piazzati sono una cosa che ti risolvono alcune partite. John dice: io sono cardiopatico, al prossimo controllo cardiologico dirò al dottore semplicemente tifo Napoli. Il fatto di essere ancora in vita sarà evidenza sufficiente per la buona salute del mio cuore. Ed è così. Allora, Guglielmo, buonasera a te e a tutti gli amici belli. Avevo cliccato. La prossima contro il Milan, poi ne parliamo, caro multianonimo. Comunque Lukaku di qua, Lukaku di là, non sta in forma, intanto sta a doppia cifra. Sì, ci aggiungiamo anche gli assist, che ricordiamo ne sono 8, ma ricordiamo che c'è stato un assist che poi viene deviato poco e quindi non risulta a tabellino, ma va considerato un assist. Se non sbaglio era proprio con la Fiorentina, non ricordo, qualcuno lo ricorderà anche nei commenti postumi alla live, e fa tutto storico perché è la community che fa il canale, mica lo faccio io. Quindi sì, io lo ripeto, Lukaku non so quanto ti potrà dare l'anno prossimo, però come rendimento, in termini di numeri, ci sono state alcune partite dove sembrava di non avere apporto, però in altre sicuramente è stato decisivo. Ciao Vale, ciao amici bellini. Allora, innanzitutto io devo chiedere un rimborso psicofisico alla categoria degli arbitri, perché io il piccione non ce la faccio più, non lo reggo più. Sta diventando ingestibile. Gialli dati completamente a caso, dovevamo morire Rachmani, ha morito a Buongiorno, manca il Io quello me lo so perso. A Gudmundsson, rigore onestamente grande quanto una casa. Esausti del signor piccione veramente. Primo tempo secondo me ottimo primo tempo. Lobo e Gilmour a centrocampo mi fanno impazzire. E secondo tempo secondo me abbiamo sofferto un po' troppo, probabilmente a livello fisico, però a differenza di altre partite dove abbiamo sofferto nel secondo tempo, comunque abbiamo creato diverse occasioni, cioè siamo mangiate ma le abbiamo create. Sì. E
sul 2-0 ottima gestione della palla di Lukaku, sia iniziazione che il passaggio finale per Raspa, molto molto bello. Sì. E che sudata, mamma mia. Onestamente io così a maggio non ci arrivo. Un bacio a tutti e vi recupero domani. Mamma mia, se voi ci pensate veramente, cioè, mancano 10 finali, sembra che il campionato stia finendo, ma intanto mancano 2 mesi e più, cioè non mi trovo, sono troppe poche partite, ho bisogno delle coppe, veramente ho bisogno, perché poi diventa tutto la pressione. Comunque sì, per quanto riguarda il calcio, l'ammonizione su Buongiorno me la sono persa perché era inizio secondo tempo e non ho visto niente, quindi me la devo recuperare. Non sono sorpreso che il piccione ha visto una cosa per un'altra, perché poi i piccioni hanno gli occhi qua, no? E che si gira e alle volte non vedono davanti, capita. Sono 7 anni che non si battono i calci d'angolo bene. Si potrà mai risolvere? Amico mio, non lo so. Un po' di fisicità l'abbiamo aggiunta, un po' di centimetri li abbiamo aggiunti. Forse vanno battuti meglio. Conte ce lo ha detto, però. Conte ha detto, quando poi arrivano 19 gol su calcio piazzato da parte dell'Inter, vuol dire che hanno i tiratori prima e poi quelli che aggrediscono la palla. Secondo me noi quelli che aggrediscono la palla ce li abbiamo, perché qualche gol nella testa Rachmani ce l'ha, qualche gol in inserimento ce l'ha Di Lorenzo, McTominay senza dubbio, qualche gol te lo fa anche Anghissà, e ci siamo. Quello che manca sono probabilmente il delivery, cioè il come consegnare la palla, il delivery consegnare, Valentino, sì. Il tiro teso verso la porta. C'è un calcio di punizione di Politano che deve essere tesissimo verso De Gea, che basta una spizzata e va in porta. È quello che ci sta venendo un po' a mancare. Un po' le tira Raspadori, un po' Politano. Secondo me Neres è uno che li può tirare bene, e niente, altre squadre sono molto più attrezzate di noi su questo fondamentale. Cioè, voleva un'analisi tutta bellina, prima che subentrasse la rabbia per come Conte gestisce sti cazzo di cambi tutte le volte nel secondo tempo. Io lo so, gli dà fastidio come discorso, ma perché non possono entrare prima alcuni? Perché non puoi entrare prima Billing? Perché deve farli sfondare fino all'82esimo, se non mi sbaglio c'è stato il primo cambio. Sì, e poi un cambio di qua, un cambio di là. Cioè, veramente non è possibile, non è una gestione sensata questa. Io non ci credo che un allenatore del genere si comporti così, perché veramente non crede nella squadra. Non ha senso. E non ha senso che non ci sia nessuno vicino a lui che non lo aiuti a leggere le situazioni. Cioè, per me è follia. Poi, ok, si è mangiato il gol Simeone e tutto, ma mamma mia, meno male che è andata bene. E fammi sì, un attimo, mi ero distratto perché era uscita una cosa qua, però non so di cosa si tratta. Non so se fosse qualcuno che si è iscritto al canale. Benvenuti, va benissimo. Ricordo a tutti gli abbonati. Tra l'altro, se voi puntate il telefonino, magari qualcuno guarda dalla TV e puntate il telefonino sul QR code, potete diventare abbonati. Siamo in parecchi, ci divertiamo, parliamo specialmente delle altre partite, facciamo le analisi delle altre partite quando io non tengo il tempo di fare il video. Fate conto che ho fatto un video. Secondo me €1 lo dovreste buttare giusto per provare. Se poi non vi piace, ma va bene così. Andiamo ad ascoltare altri messaggi. Oggi con l'ingresso, comunque sono d'accordo, Massi, sono d'accordo al 100% su tutto quello che hai detto, perché anche io volevo dei cambi un po' più presto. Ingresso forzato di Billing per Scott. Conte ha detto a Gilmour 5-4-1 e ancora non era entrato Jesus. Che messaggio vuole essere? Lottiamo con i denti stretti o paura? Bravissimo Antonio, nel senso che si vede chiaramente. Questo è uno spunto che mi dà. C'è della live in questo supporto. Non avevo visto. Armando, sì, ne abbiamo parlato. Adesso lo ripetiamo perché non fa male ripeterlo. Comunque sì, quando si sposta Spinazzola a destra, non fa mai l'ala destra, diventa automaticamente il terzino, spostando Di Lorenzo. E quando tu sposti Di Lorenzo braccetto, automaticamente non si sviluppa più in un certo modo. Non mi sento più tranquillo quando aggiungiamo un difensore e passiamo a 5 dietro. Non mi sento assolutamente più tranquillo. C'è della live in questo supporto. 90 punti finché la matematica. No, amico mio, è perché 10 partite su 30 punti, dici tu, Scusa un attimo. Quanti punti c'è?
10 partite sono 30 punti, 10 finali, sono 30 trofei. Abbiamo 60 punti, hai ragione tu. Che ti posso dare torto? Devi vincere tutte come le hai vinte all'andata. Insomma, sì, lottiamo con i denti stretti. Ho paura, è la stessa cosa. Ti abbassi un pochino e ti consegni un po' all'avversario. Poi ci sono avversari che non riescono a fartela. E la Fiorentina non è riuscita a fartela. Altri avversari invece magari indovinano il colpo di testa, ti mettono più sotto pressione e te la fanno. Quindi non lo so se è possibile, forse non è possibile farlo fisicamente, mantenere questi ritmi di aggressione. Però io mi sento più tranquillo quando siamo a 4, sia in fase difensiva che in fase offensiva, perché siamo quasi costretti a tenere di più il pallone. Questo è quanto. Quindi io ringrazio Armando che si è mangiato il solito, si è mangiato veramente un gol imperdonabile, mi dispiace tanto. Ha continuato a lottare anche dopo ed era molto dispiaciuto. Si vedrà, vi faccio vedere poi nell'analisi, iscrivetevi al canale. Vi faccio vedere nell'analisi immagini del fine partita dove Di Lorenzo lo abbraccia e lo consola. Era molto dispiaciuto, nonostante i 3 punti. Ci tengono i ragazzi. E che ti devo dire qua? Qua non ti posso dire proprio niente. Tu continua ed è così che si deve andare avanti. Lo sappiamo, l'abbiamo detto, lo sappiamo il calendario che ci porta. Il finale con l'Inter mi dava un po' più di fiducia del finale con la Fiorentina, ma sappiamo che il Napoli parte forte, è una scelta, anche la scelta Spinazzola invece di Olivera mi dà la sensazione di un Napoli che vuole per ordine di Conte partire forte e sbloccare. Ce l'hai fatta e questo era il diktat, è andato bene perché sei partito forte, l'hai sbloccata, sei andato in vantaggio, ti sei messo nelle condizioni migliori però se poi dopo vai al risparmio sul secondo tempo noi non ci arriviamo, a Baggio sicuramente non ci arriviamo. Allora ti prego, vuoi fare uscire Meret da quella porta? Ma un paio di uscite le ha fatte però Gabriele. Noi lo sai, noi analizziamo tutto, un paio di uscite dalla porta le ha fatte, anticipando di piede, e ci siamo. Altre volte non ci riesce. Nel finale è arrivato un pochino quell'ansia, anche su qualche cross di troppo, e ci sono state un paio di volte dove, oltre Meret, c'erano un paio di colpi di testa, però non a liberare perché erano i campanili, quindi il colpo di testa che rimane in zona dell'aria, quando in teoria con grandissima freddezza tu la appoggi a Meret e la palla sgonfia, l'hai sgonfiata. Quindi questo è quanto. Amici miei, andiamo ancora più veloci perché devo andare. Per quanto si vedeva che eravamo stanchi, i cambi un po' prima, Ianto, cioè veramente si può soffrire così tanto nei finali, cioè ce li hai, adesso li hai inseriti abbastanza bene, soprattutto Billing, falli prima questi cambi, ti prego. Esatto. Intervengo dal Maradona. C'era un certo Fabio che affermava che Simeone fosse più forte. Buonasera ragazzi. Non è nella sezione dei vocali, solo chi è abbonato sa di chi è quella voce, e se non è nella sezione dei vocali, perché parte questa voce? È sovrannaturale. L'Achille è il sovrannaturale che interviene ed è la mia gioia. Buonasera Valerio. Prestazioni di livello altissimo, sto ancora lasciando andare la tensione. La mia domanda, andando direttamente sulla questione che mi sto ponendo da già 2 partite, è: quando tornerà Zambo, Mister Conte avrà da ragionarci se giocare col doppio play o con Zambo insieme a Scott, o continuerà a mettere Anghissa titolarissimo inamovibile fino alla fine del campionato? Perché a me sto Gilmour lasciato in panchina tutte le volte per 80-85 minuti, se è questo Gilmour, mi sembra un po' sprecato. Detto questo, Piccione, il giorno in cui si ritirerai strapperanno il patentino d'arbitro, penso festeggeremo un po' tutti insieme per il bene del calcio. Non ho altro da dire, Forza Napoli sempre. Sì, infatti per chi poi continuerà a seguire cronache, dato che l'ha detto una volta Trevisani, lo continuerà a dire che lui ritiene il Colombo uno di quelli più bravi. Non è una cosa contro Trevisani perché non me ne frega niente, ma continuerà non cambierà idea perché devono portare avanti le loro idee, e quindi quando il Piccione farà una cosa così lui
non lo dirà. Quando invece farà una prestazione decente, sottolineerà che lui ha detto che il piccione, ma è sotto gli occhi di tutti. Hai preso una svista, torna indietro che è meglio. Per quanto riguarda Gilmour, è un dubbio legittimo, però secondo me è come quando avevamo quei dubbi, ve lo ricordate? Quando Osimhen improvvisamente qualche acciacco eccetera eccetera, entra Raspadori, ve lo dovete ricordare, entra Raspadori e dicevamo però il Napoli gioca meglio, gioca un calcio migliore con Raspadori, ma quando torna Osimhen siamo sicuri che sì, siamo sicurissimi che torna Osimhen e gioca Osimhen, e così andò a finire. E io sono sicurissimo, ma proprio sicurissimo, che se Anghissà sta bene gioca Anghissà e Gilmour torna in panchina. Al massimo però io quello che chiedo a Conte è fanne riposare uno a Lobotka, perché altrimenti arrivi anche lì al rischio dell'infortunio. Magari metti Anghissà in zona McTominay e ti puoi continuare a giocare un Gilmour. È la necessità virtù, non è la scelta di dire ok, questo lo ha scavalcato perché mi dà delle soddisfazioni così. Abbiamo anche un altro modulo. Vediamo se funziona allo stesso modo anche con 4-3. A me sta piacendo molto, ma secondo me quando torna Anghissà Conte non ci rinuncia. Raspadori avrà anche diversi limiti, ma in poche presenze ha fatto già diversi gol. Se giocasse un'intera stagione da titolare, per me arriverebbe facilmente in doppia cifra come è capitato a Sassuolo. Sono d'accordo, Valentino, di base io mi ero allargato parlando delle caratteristiche di Raspadori come un simil Lautaro che se lo fai giocare vicino a un'altra punta ti può dare un grande apporto, e non è un caso che sta funzionando. A Raspadori piace probabilmente anche fare il 9 puro, che poi con caratteristiche sue gioca proprio centrale con due esterni vicini. Sappiamo che lì può dare il meglio di sé sotto la punta, da seconda punta. Da esterno non ha funzionato tante volte, lui ha la facilità di calcio con entrambi i piedi, non ha una grande fisicità, non ha un grande dribbling, però quando sta fresco può spostare il pallone. Comunque ha fatto lo shampoo a Comuzzo e ha costretto De Gea a un altro intervento, insomma è così. Il problema è ci punti definitivamente e lo fai giocare con continuità, o ti prendi quello che è, o lui vorrà avere più occasioni in un'altra squadra magari più piccola per giocare con più continuità. Sono domande che vanno fatte a manna. Ma come live lampo? Perché ha già affaticato Fabio Versati, stiamo nello scadere. Gilmour credo che nel 4-3 non giocherebbe al posto di Anghissà, ma nel 3-5-2 da interno di centrocampo mi ricorda Allan, ma con qualità, visto che ha anche il recupero palla. È vero, lo fa, va ad aggredire, va ad inseguire gli avversari sicuramente, e andiamo a vedere. Quindi abbiamo chiuso con i vocali e quindi siamo tutto a posto. Ritorniamo alla situazione. Io vi devo salutare, purtroppo. Prendo qualche altro messaggio velocissimo proprio perché, e poi ci becchiamo più tardi con la reaction e con l'analisi domani. Conte ha avvisato nell'intervista post gara: gioca chi è più in forma e gli infortunati devono dare garanzie. Anghissà ha avvisato. Sì, è infortunato, quindi vedremo quando ritornerà dall'infortunio se entrerà in forma. Se si vuole continuare col discorso che Billing non era pronto, vedendo questo Gilmour è ancora più assurdo che Anghissà abbia finito tutte quelle partite. Non ti posso dare ragione qua, Massimo, perché non lo sappiamo. Entra e fa 5 autogol, oppure entra e segna 2 gol perché già era in forma e Conte teneva la fissa che non lo era. Questo purtroppo, tornare indietro nel tempo, lo puoi pensare tu e nessuno ti può dire niente. Altri possono pensare che non era pronto, non abbiamo la controprova e quindi non c'era niente da fare. Vale, fai gli abbonamenti stile cronache, così non avrai più il che fare. Conte ha detto che saranno 10 finali. Lo so, Francesco, so anche che stavi scrivendo che dobbiamo chiudere la porta, finalmente, fine, eventually, perché prendiamo gol, continuiamo a prendere gol sempre da troppe partite, e almeno col Venezia. Io poi non ho seguito Venezia a che livello, perché stava diventando un osso duro il Venezia, e quindi che stava succedendo nelle altre partite?
Getafe Real Madrid, Venezia, vabbè, poi c'ha giocato. Un abbraccio, un bacio. Chiudiamo la live con 2 acquisti giovani per la prossima stagione, Gittens e Larsson. Lascio questi nomi ai amici che vorranno andarli a vedere e vi abbraccio non forte ma fortissimo, con 3 punti in tasca e con l'analisi di una squadra che ha 10 finali ma che al di là di come le vogliamo chiamare tiene 10 partite che saranno tutte toste, che dobbiamo far diventare facili ma che non sono facili. Una certezza abbiamo una certezza, che con Conte l'avversario tu non lo sottovaluterai mai, e questo mi sono sentito di dire a chi me lo ha chiesto anche di persona. Però non lo sottovaluterai mai. Per un certo punto la dinamica della partita ti può portare a un po' di sofferenza, un po' di abbassarti, eccetera, eccetera. Quindi a Conte spero qualcuno possa chiedere nel modo giusto, senza farlo arrabbiare, se non è il caso di coinvolgere di più la rosa, proprio per non perdere metri, per non perdere baricentro, e se è possibile farlo. Se non è possibile farlo, e Conte ci dice che non è possibile farlo, ci fidiamo di noi, ci mettiamo il coltello tra i denti e ci facciamo le battaglie. Una volta ti entra Mazzocchi e la Roma segna e perdi la cosa, e una volta ti entra Spinazzola, ti entra Juan Jesus, eccetera, eccetera, e la porti a casa. Questo è. Vi abbraccio. Il Venezia ha pareggiato 1-1 a Como, la Roma ha segnato dopo 20 secondi su Lè. Vi abbraccio forte da New York. Valerio Fluido. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Guido dov'è? Sei lì. Prego Guido. Comincia le danze. Vai. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare. Alle 12:30, cioè praticamente i Maggias dei 5 mattina, una volta. Maronna mia.